Questo rappresenta l'ultimo bilancio vero di questa legislatura, perché il prossimo cadrà sotto le elezioni regionali del 2015, quindi è l'ultima possibilità per questa regione e anche, dico, per la sua maggioranza, per il Presidente, di dimostrare di aver compreso cosa è successo nel Veneto in questi 3 anni. Cioè è cambiato tutto, purtroppo non è cambiato il bilancio, che continua a presentarsi nelle solite forme di continuità con una situazione completamente mutata. Da qui la scelta delle priorità. Dico che è anche l'ultimo bilancio che incrocia la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020. Abbiamo chiesto ripetutamente in commissione in queste settimane che la Giunta ci dicesse come intende mettere assieme le risorse di questo bilancio 2014 con i 2 miliardi e 300 milioni che da quest'anno fino al 2020 l'Europa destina al Veneto. Anche qui noi riteniamo che ci sia bisogno di una discontinuità forte che dimostri che il Veneto non è più come prima, ha bisogno di nuove traiettorie di sviluppo, ma ripeto, se non si fa adesso, qui in queste settimane, con questo bilancio, rischiamo di perdere non un anno, forse 2, perché poi ci sarà la tornata elettorale. Per questo noi metteremo tutta la nostra forza e mobiliteremo la società civile, a cominciare dal mondo del sociale il 1° marzo, e non solo quello, per far sentire che c'è bisogno davvero di cambiare passo.